Benvenuti, oggi è martedì 16 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:20. La luna sorge alle 15:56 e cala all'1:10. Oggi si celebra la Beata Vergine del Monte Carmelo. Il nome Carmelo ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il 57% delle persone che in Italia porta questo nome è concentrato in Sicilia. Il 16 luglio in tutto il mondo si celebra il World Snake Day, la giornata mondiale dedicata ai serpenti. Spesso ingiustamente temuti, questi affascinanti rettili striscianti godono da tempo di una brutta e immeritata reputazione. Sono in realtà animali molto preziosi che svolgono un ruolo importante nel mantenere sani e in equilibrio gli ecosistemi. Sono 72 le candeline per Stuart Copeland, ex batterista del gruppo The Police. Nel 1975 debutta nella rock band Curved Air, facendosi notare per l'abilità di miscelare rock progressivo e reggae. Il suo progetto di fondare un complesso punk rock conquista Sting, allora ancora sconosciuto al grande pubblico, e i due, insieme al chitarrista Andy Summers, fondano i The Police. La storica band si scioglie nel 1984 e Copeland si dà alla carriera di solista. Festeggia 72 anni anche il cantautore Eugenio Finardi. Il primo disco lo incide a soli 9 anni, Palloncino Rosso Fuoco, facendosi conoscere tra i più piccoli. Il debutto da adulto arriva all'inizio degli anni 70, quando inizia a suonare per gruppi rock come i Tiger e a scrivere testi in inglese. Tornato alla lingua italiana, nel 1975 pubblica il primo album Non gettate alcun oggetto dai finestrini. Ha all'attivo 16 dischi e numerosi duetti con artisti come Ligabue, Claudio Baglioni e Roberto Vecchioni. Infine, oggi compie 60 anni l'ex ciclista Miguel Indurain. Ha vinto 2 edizioni del Giro d'Italia ed è stato il primo a vincerne 5 consecutive del Tour de France. Nei mondiali del 1995 in Colombia è arrivato primo nella gara a cronometro. Ha conquistato la medaglia d'oro nel 1996 alle Olimpiadi di Atlanta, sempre nella gara a tempo. Con il titolo originale The Catcher in the Rye, il 16 luglio del 1951 esce il capolavoro dello scrittore statunitense Jerome David Salinger, Il giovane Holden, destinato a entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca. Nelle vicende del sedicenne Holden rivivono infatti i tormenti e le incomprensioni tipiche dell'età adolescenziale. Questo lo porta a essere il manifesto di una generazione in lotta con la società e la morale borghese. A Napoli il cornetto, il trifoglio in Irlanda e, pensate, le nespole in Cina. Sì, stiamo parlando dei portafortuna. Originarie nel mondo orientale, fin dall'antichità sono state usate come rimedio per allontanare negatività ed influssi del male. L'albero era una sorta di amuleto da piantare in giardino e dalla sua fioritura si poteva capire come sarebbe stato il raccolto. Infatti, nei secoli passati si riteneva che ogni casa di campagna che avesse un nespolo nel proprio cortile potesse allontanare le streghe e la sfortuna. Buongiorno ai 12, oggi la Luna dialoga con Saturno. Riuscirà a soddisfare il suo bisogno di certezze? Vediamolo insieme. Ariete, sicuramente oggi il vostro Marte è un po' più leggero e più sgombro da ostacoli, ma quell'Urano tende a dinamizzarlo moltissimo. Oggi si corre ed è assolutamente necessario provvedere a sistemare alcune cose in banca e negli affari economici. Toro,
La giornata di oggi è una giornata fortunatamente in termini di aspetto abbastanza serena, posto che Mercurio ancora quadra Marte e Urano, quindi attenzione a misurare le parole e a non fare affari economici su cui non siete decisamente pienamente informati nelle dinamiche interne. Piuttosto però il reticolo planetario rende questo Marte e questo Urano molto passionali e quindi oggi paradossalmente sarà una giornata più dedicata alle vostre fantasie. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vi lascia ancora abbastanza esenti da tutta una serie di dinamiche planetarie interessanti, ma il vostro Mercurio sembra svegliarsi ed è proprio con la Luna che non dialoga bene e neanche con Marte e Urano. Mercurio cosa vuole ottenere da queste dinamiche un po' convulse? Sicuramente vuole fare luce con la sua chiarezza e quindi oggi la vostra valutazione sarà importante per molti. Cancro, la giornata di oggi presenta una luna decisamente un po' più calma perché vuole decidere con Saturno di essere più sicura, ma le dialettiche mercuriane non la accompagnano in questo intento, anzi ritengono proprio che usi le parole sbagliate, errore da non fare neanche voi che appartenete al segno della luna. Leone. Probabilmente per voi Leone il ritrovato non disaccordo tra Luna e Venere vi lascia il vostro spazio affettivo un po' più sgombro, ma ancora rimangono degli interrogativi. Probabilmente una serie di mail, una serie di progetti lavorativi devono essere ancora esaminati e state aspettando delle risposte. Anche se siete un po' in tensione, rilassatevi, le risposte arriveranno e saranno positive. Vergine, una giornata oggi che prevede una luna quadrata al vostro Mercurio nella vostra 12ª casa. Vi sentite forse un po' tagliati dalla comunicazione, come se ci fosse qualcosa che vi sfugge, qualcosa che non capite. Qualcuno non parla con voi. Probabilmente potreste sentirvi un po' a disagio, ma questo non vi impedirà comunque di provare a creare un dialogo. Bilancia, la giornata di oggi prevede una luna che si proietta sulle maggiori sicurezze di Saturno. Volete un maggiore margine economico, siete stanchi di parole e volete essere garantiti in una maniera più plastica e concreta. Anche per voi è arrivato il momento di tirare remi in barca e di affermare le vostre volontà. Scorpione, una luna oggi meno complicata di ieri, ma un po' ambiziosa. Non va d'accordo con Mercurio, quindi oggi l'arte dialettica non è dalla vostra parte, ma il trigono con Saturno esprime quel forte bisogno di sicurezza e di certezze. Qualche dubbio è stato già fugato, ma ancora volete ottenere di più, come è giusto che sia. Sagittario, la giornata di oggi prevede l'appoggio di Venere e Mercurio, anche se Mercurio è un po' convulso. Potete solo amare oggi ed essere protettivi con chi amate. Qualche amico in difficoltà forse avrà bisogno del vostro aiuto. Capricorno, una giornata oggi che vi vede vostro malgrado, nonostante la stanchezza, sempre iperattivi. E sono proprio i pianeti dell'azione, Urano, Marte, che vi fanno guadagnare potere, quel Plutone in seconda casa che sembra voler rivolgere tutto ad un progetto lavorativo interessante. Ritagliatevi il tempo per riposare perché il sole ancora vi toglie energia. Acquario, una giornata oggi che vede il vostro Plutone interessato da Urano, Marte, ma anche da Nettuno. La Luna è un po' fastidiosamente di quadratura, quindi ci sarà un sottile nervosismo, soprattutto perché dovrete spiegare più di una volta ad alcune persone qual è la vostra idea e qual è il vostro progetto. Pazientate, già da domani andrà molto meglio. Intanto vedete di organizzarvi per ottenere quello che veramente vi sta al cuore e che per voi è importante. Pesci, giornata oggi che prevede questa luna e il vostro Saturno dialogare e far tornare un carisma e una sicurezza affettiva che avevate per un po' perso. Quest'oggi potrete decidere di molte cose, soprattutto affettivamente, e sarete protettivi con i vostri piccoli o con chi amate. Lungo circa 11 km, è considerato per diversi anni il più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur e Chamonix, il 16 luglio del 1965 apre il traforo del Monte Bianco. I lavori durano 6 anni e coinvolgono 350 lavoratori.
A inaugurarlo sono i capi di Stato dei rispettivi paesi, Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. Un grave incidente nel marzo del 1999 ne decreta la chiusura temporanea per 3 anni. Sono veramente esausta di questa situazione, non ne posso più. È stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'avete detto molte volte, vero? Magari dopo una discussione con il vostro partner o un malinteso al lavoro. Gli inglesi hanno un modo tutto loro per dirlo. The final straw that broke the camel's back, che letteralmente significa l'ultimo filo di paglia che ha spezzato la schiena del cammello. Questo detto vuol dire che non è stato solo l'ultimo evento a far degenerare una situazione, ma è la somma di tutto ciò che è successo prima. Non aspettate che il vaso trabocchi, cercate di risolvere le cose man mano. In fondo è meglio prevenire che curare, no? Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Vincenzo Gemito. Nato in una famiglia povera, fu abbandonato appena nato e successivamente adottato. Con un carattere turbolento e ribelle, ha vissuto un'adolescenza tumultuosa, trovando conforto solo in pochi amici intimi. La città di Napoli è stata la sua scuola, un autodidatta che non sopportava i rigidi canoni accademici. Ha tratto ispirazione dalle sculture del Museo Archeologico Napoletano e dalla vita dei vicoli della città. La sua attività artistica gli ha conferito riconoscimenti in tutto il mondo, soprattutto in Francia, ma è stata interrotta da una profonda crisi intellettuale e personale. Dopo essere stato ricoverato nella casa di cura Fleury, Gemito fuggì e si isolò nella sua casa per i successivi 18 anni. Durante questo periodo ha vissuto in condizioni quasi ascetiche, tormentato da deliri e periodi di digiuno, sotto la sorveglianza attenta della moglie e della figlia. Ha alternato momenti di lavoro ad eccessi di ira e follia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una bugia ripetuta a sufficienza diventa verità. E certo, perché magari ce la ripetiamo così tante volte che poi ci confondiamo e ci sembra reale. Noi però bugie non ve ne diciamo. Ci vediamo domani per nuovi consigli, modi di dire e curiosità. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.